In 3 minuti la nazione siciliana, notiziario del 14 ottobre 2024. De Luca va a destra, ma non lo vogliono, la Vardera va via. Dopo la debacle delle ultime elezioni europee e perdute le speranze nella sinistra, Cateno De Luca ci ripensa e corteggia il centrodestra. Si dichiara disposto a fare il vice di un centrodestra rinnovato senza Schifani. Al solito pensa di fare il padrone in casa d'altri. La Vardera gli dice no e si prepara a lasciare. E a destra scatta il divieto d'accesso. L'onorevole Galluzzo gli fa notare che il dialogo non si può fare insultando quelli con cui si vorrebbe dialogare. Quanto spende una famiglia siciliana per mangiare? Una famiglia siciliana spende per mangiare in media 586 euro al mese. Soltanto in Campania si spende di più. Lo si apprende da un'elaborazione di Coldiretti. La media nazionale è di 526 euro al mese, il 19% dell'intera spesa mensile delle famiglie. In Sicilia la percentuale sull'intera spesa è invece di circa il 22%. A livello nazionale la voce più pesante è quella di carne e salumi davanti a pasta, pane e cereali. La Sicilia punta sulle comunità energetiche. La giunta Schifani ha approvato una rimodulazione finanziaria del POFESR 2021-27 che trasferisce complessivamente circa 15 milioni e 600 mila euro sulle misure per sostenere la nascita di nuove comunità energetiche. Le comunità energetiche, ha detto Schifani, favoriscono il coinvolgimento attivo dei territori e dei cittadini nella produzione e nella condivisione di energia pulita, rinnovabile e a prezzi concorrenziali. Grande successo di We Build Recruiting. Sono 1823 i siciliani che hanno risposto al Recruiting Day di We Build organizzati a Palermo e Catania in collaborazione con la regione siciliana. Il programma Cantiere Lavoro Italia ha l'obiettivo di selezionare personale per l'avvio dei corsi di formazione preassunzione per operatori da impiegare nei cantieri del gruppo. In Sicilia la società è impegnata nei lavori per il raddoppio ferroviario della linea Palermo-Catania-Messina. Gibellina in corsa per capitale dell'arte contemporanea. Il comune di Gibellina, provincia di Trapani, distrutto nel terremoto del 1968 e ricostruito con l'aiuto di artisti di fama internazionale, è tra le 5 finaliste a capitale dell'arte contemporanea per il 2026. Su 23 città partecipanti, la giuria nominata dal Ministro della Cultura ne ha lasciate in gara 5 e il 25 ottobre sceglierà la vincitrice. La regione, ha detto il presidente Schifani, è al fianco di Gibellina, simbolo di rinascita, che ispira l'intera Sicilia. Un progetto siciliano vince il Reggio Star Awards 2024. Il progetto Beatles vince il Reggio Star Awards 2024. Il concorso dell'Unione Europea che premia gli interventi più innovativi sostenuti con i fondi comunitari a livello regionale. Unico progetto italiano su oltre 260 candidature, Beatles permette di trasformare gli scarti della lavorazione del pesce in molecole bioattive utilizzabili per la realizzazione di prodotti farmaceutici e cosmetici. Il progetto è stato realizzato dall'Università di Palermo assieme a diversi partner. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.